Siamo con Giuseppe Ciulla e Cristina Scanu, ormai considerati un po' gli scopritori dell'ISIS, perché nell'estate del 2014 hanno fatto un'inchiesta veramente importante su questo mondo. A Giuseppe intanto chiediamo una prima impressione su questa importante vicenda. Guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di trovarci nel posto giusto al momento giusto, nel senso che nell'estate del 2014, quando al-Baghdadi autoproclamava lo Stato islamico con la presa di Mosul, noi ci trovavamo tra Siria e Iraq, quindi abbiamo avuto la drammatica fortuna, diciamo, da una parte di vedere tutti questi cristiani che fuggivano dall'area di Mosul, dall'altra poi in Siria di riuscire a intervistare i miliziani dell'ISIS, quindi in quell'estate siamo riusciti a far vedere per la prima volta un po' il nemico, quello che che si considerava appunto il nemico dell'ISIS. Questa è la ragione, diciamo, di questo lavoro e della fortuna che abbiamo avuto. Ecco, Cristina, quali emozioni hai avuto in per questa particolare intervista, per questo video, per questa vicenda umana? Per me era, diciamo, un po' la prima volta anche in un teatro di guerra, nel senso che noi siamo arrivati anche in prima linea, siamo stati proprio con i combattenti curdi, abbiamo vissuto con loro, abbiamo vissuto un mese e mezzo tra la Siria e l'Iraq, quindi vivendo proprio quella che è la quotidianità della guerra. In Siria c'è una guerra civile che nessuno racconta, cioè ormai adesso sì, ma fino a 2 o 3 anni fa nessuno sapeva neanche che esistesse, e abbiamo vissuto con loro. Quindi l'emozione è quella di trovarsi per la prima volta in una situazione che abbiamo sempre visto comunque schermata dai media, e quindi con quello che i media ci vogliono raccontare e col poco che arriva in Italia, perché da noi ovviamente arriva una parte infinitesimale di questo racconto, ed essere lì in prima persona e poterlo raccontare.